Sebbene tu non possa conoscere il mio nome, ti assicuro che ero una persona importante ad Altino più di 2000 anni fa. Per questo ho potuto affidare il mio ritratto ad un abile scultore, che lo ha modellato in modo che mi somigliasse, come andava di moda all'epoca in tutto l'impero e anche nella mia vicina e ricca Aquilea. La mia statua fu sistemata nel grande mausoleo che feci costruire per me e la mia famiglia, appena fuori città. Il mio nome è Arisbe e ricorda il villaggio nell'isola di Lesbo da cui provengo. Vissi ad Altino quando era imperatore Marco Aurelio. Ero schiava di Paconia, che un giorno mi ha concesso la libertà. Sono vestita a festa e ben pettinata, con i capelli ondulati, raccolti e con la riga in mezzo. All'epoca imitavamo tutte la conciatura dell'imperatrice Faustina. I due tritoni che ti mostrano la mia immagine mi assicurano nell'aldilà gioia spensierata e beatitudine eterna. Ai miei tempi andavano di moda i boccoli. Ci pettinavamo per imitare Agrippina Maggiore, la madre dell'imperatore Caligola. Si usavano spesso le parrucche. Quando ho indossato la mia per farmi il ritratto, ho lasciato fuori la frangetta. Indosso la tunica e il mantello, che all'epoca si chiamava palla.